Questa presenza dal silenzio ho capito che perciò la fanfara ci allieterà ancora al termine di questi brevi saluti. Consentitemi però il primo tra i tanti ringraziamenti al generale Stecca, comandante della brigata Pozzuolo del Friuli, e naturalmente insieme al generale comandante a tutte le donne e gli uomini che non soltanto oggi ci hanno allietato, ma anche quelle donne e quegli uomini della brigata oggi non presenti, che però hanno dedicato 6 mesi del loro tempo recentemente in una missione di pace in Libano, con tutti i rischi che ciò sappiamo comportare. Perciò grazie comandante, tramite il comandante naturalmente un ringraziamento a tutti i componenti della brigata. Grazie naturalmente a tutti voi. Intanto chiamo anche, dove sei Luca? Vieni qui, visto che sei... abbiamo quasi tutta la giunta, stavo contando prima un po' quanti assessori avevamo, penso quasi tutta la giunta, il segretario c'è, siamo tutti, possiamo fare giunta. Perciò grazie a tante persone, grazie. Però consentitemi prima ancora delle autorità ringraziare Riccardo. Dove sei Riccardo? Ecco, vieni davanti. Voi direte, ma perché Riccardo? Perché se noi abbiamo quest'albero alle spalle, che comunque doveva essere reciso, tagliato, lo dobbiamo alla tua famiglia. Perciò grazie, perché abbiamo prolungato la vita a questo bellissimo, imponente albero che davvero rende la piazza natalizia, nel vero senso della parola. Grazie a tutte le autorità, io cito Sue Eccellenze il Prefetto, in rappresentanza del Questore, dei rappresentanti delle forze dell'ordine, un ringraziamento alla Camera di Commercio e al Commercio, e pregherò subito dopo anche il Presidente Madriz a portare i suoi saluti. Il Presidente della Fondazione Carico, bellissimo, tra l'altro una cerimonia stupenda ieri per i 30 anni della Fondazione. Voglio invitarvi, quando il Presidente ci dirà che può essere, che le visite possono iniziare, a visitare proprio il piano terra della Fondazione Cassa di Risparmio in via Carducci, multimediale. Si riesce attraverso questa tecnologia multimediale a ripercorrere in modo reale le tappe, in questo momento gli ultimi 250 anni, 300 anni della storia della nostra città. Senza dubbio questa piazza è diversa per scelta rispetto, in riferimento agli addobbi, rispetto alla piazza degli ultimi anni, ma per una scelta. La nostra scelta qual è stata? Visto che abbiamo raccomandato, come ha fatto il Governo nazionale, abbiamo raccomandato le nostre famiglie a cercare di contenere laddove possibile il consumo di energie per concorrere tutti insieme, ciascuno una piccola mattonella, tutti insieme in Italia, ad affrancarci progressivamente un po' alla volta. Perciò, per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico dall'estero, abbiamo cercato perciò di dimostrare anche noi, oltre a tante cose, a tagli all'interno dell'amministrazione, nei beni immobili, nelle nostre pertinenze, negli usi all'interno degli uffici pubblici, abbiamo cercato anche noi di fare qualcosa in questo senso. Addobbi ci saranno, nel senso che oggi accendiamo l'albero, nei prossimi giorni anche altri luoghi della città progressivamente verranno illuminati, perciò il clima natalizio senza dubbio ci sarà. Ci sarà anche perché durante la chiusura delle scuole, audite bimbi, durante la chiusura, non ditelo ai genitori, però durante la chiusura delle scuole qui ci sarà una pista del ghiaccio, se non ci sono intoppi, se non ci sono disgrazie, che nessuno gufi, mi raccomando, faremo. E poi, ma non dite ai genitori che vi ho detto io, se no dopo si arrabbiano con me, da domani potete andare sulle giostre fino all'11 di dicembre. Shh. Ecco, il signore è intervenuto, lo so, nego tutto, assolutamente.
andate, chiedete mamma, papà, portatemi sulle giostre, bellissime. Io sto cercando un bambino piccolo da noleggiare per poter avere la scusa ad andare sulle giostre, così se uno mi trova lungo la strada dico ma sindaco come mai qui? E io allargherò le braccia e dirò devo accompagnare qualcuno, però stiamo cercando. Tra l'altro ecco Max, io ringrazio anche l'onorevole Panizzut, la senatrice Tubetti, cioè a dimostrazione davvero, oltre che la vostra tanta e nutrita presenza, a dimostrazione che è un momento sentito per tutti, per le famiglie, perché abbiamo tutti bisogno un attimino con tutte le disgrazie per quanto riguarda la politica estera, quello che accade in Ucraina, ma anche ogni famiglia, i costi energetici, abbiamo ogni giorno massacrati da informazioni altrui e da bollette nostre che cercano di fare di tutto per rovinarci non la giornata ma il mese. Cerchiamo un attimino perciò di rilassarci, di vivere davvero la famiglia, cercando di contattare in questi giorni magari persone che non sentite da mesi, l'anziano sotto casa che vedete magari una volta all'anno, perché non approfittiamo magari per bussare, per salutare, per chiedere se serve una fetta di dolce fatta in casa, dei biscotti, ma tante volte anche solo la telefonata, non getterete via 5 minuti, 10 minuti, avrete fatto del bene, credetemi, nel vero senso della parola. Cerchiamo perciò che Natale è anche questo, Natale, se guardo il presente in Confcommercio e anche naturalmente acquisti, shopping, ci mancherebbe altro, però il regalo, oltre che il manufatto, credetemi, anche soltanto un riconoscimento, un sorriso, una telefonata a qualcuno, tante volte è molto più importante questo che qualunque altro regalo. Ciò premesso, avrò dimenticato di ringraziare tantissime. Ti ho già ringraziata, senatrice, è che ti chiamo sempre Franci, devo chiamarti senatrice Tubetti, mi mette in imbarazzo. Max invece ti chiamo da sempre Max. Adesso io passerei la parola in ordine a chi? A Madriz come presidente di Confcommercio e in rappresentanza anche della Camera di Commercio, ma mi ha assicurato come regalo di Natale che sarà breve. 3 parole. Buonasera a tutti, grazie Sindaco. Io ho il piacere di portare i saluti al Sindaco, a tutte le persone presenti, alla cittadinanza per questo momento che inaugura praticamente il nostro Natale. Quello che ha detto Rudy è tutto vero, lo sposiamo pienamente. La Camera di Commercio è vicina al Comune di Gorizia in questa particolare sfida che ci vede impegnati oggi ma guardando al futuro. Lo faremo insieme, lo facciamo anche economicamente, lo facciamo con molta parsimonia, stando attenti ai momenti che viviamo, ma con una prospettiva che è quella di lavorare appunto assieme, perché le sfide del futuro le vinceremo tutti assieme. E Gorizia merita tanto, ci stiamo lavorando tutti assieme e vinceremo tutti assieme. Un buon Natale a tutti. Grazie Gianluca. Grazie Presidente. Alberto, la Fondazione Carico sei tu. No, vabbè, è una squadra dietro, buonasera a tutti. L'ha ricordato il Sindaco, sono 30 anni e stiamo festeggiando i 30 anni di vita della Fondazione Cassa di Risparmio e l'abbiamo deciso di farlo andando a incontrare la gente, la nostra gente, quindi abbiamo iniziato ieri sera in teatro a Gorizia, stasera saremo a Monfalcone, domani a Gradisca e poi a Cormons chiudiamo questa settimana, e con vari momenti di incontro, di spettacolo, ma di espressione anche delle qualità artistiche che vengono dal territorio, le eccellenze che ci sono. Volevo solo dirvi e testimoniare con questa presenza che si sta lavorando bene insieme per affrontare i problemi che il Sindaco ha elencato, che sono problemi di ogni giorno, ma ognuno con la sua mission cerca di mettere quel tassello che serve perché ne usciamo, perché la comunità possa riprendersi. Sono ormai più di un decennio che le cose sono difficili, abbiamo avuto la pandemia, adesso c'è la guerra, c'è la crisi energetica, insomma insieme ce la possiamo fare, se ognuno fa il suo con grande onestà intellettuale ce la faremo. E poi volevo solo dire al Sindaco che ho visto che ha diramato il programma completo delle festività. Beh, complimenti perché è un programma molto, molto ricco, però volevo completarlo, così fa la correzione domani mattina. Abbiamo deciso di chiudere questo trentennale sostanzialmente offrendo alla città di Gorizia, facendoci gli auguri di buon anno, con un concerto il 27 dicembre al Teatro Verdi con l'orchestra del Teatro Verdi di Trieste, quindi ci facciamo gli auguri assieme. Grazie. Grazie Alberto, grazie Presidente. Insisto per un saluto anche da parte di Luca Cagliari, new entry
con la responsabilità proprio del turismo, perciò non poca cosa, un apprezzamento, perché oggettivamente abbiamo, guardate anche sui social, un programma di iniziative da oggi fino all'Epifania davvero superbo. Buonasera, un ringraziamento a tutti voi che oggi siete qua per dare l'avvio a questo dicembre goriziano, per illuminare questo bellissimo albero. Come ha detto anche il sindaco, un dicembre goriziano ricco di appuntamenti, oltre 70 appuntamenti, per i quali devo ringraziare, oltre agli enti che hanno sostenuto questo dicembre goriziano, soprattutto le associazioni che ci hanno permesso di riempire tutto questo calendario, e anche devo fare un ringraziamento di cuore a chi permette di realizzare tutto questo, e che spesso, il lavoro che spesso non si vede, che è quello degli uffici del Comune di Gorizia. Quindi, che dire, Grazie, buone feste a grazie. tutti e grazie ancora a tutti. E adesso chiamo un po' di bimbi, tutti i bimbi che vogliono vengono qui, chiedo ai diversamente bimbi di fare un po' di spazio, perché accenderete voi l'albero, non io. Ci mancherebbe altro. Guarda, venite qui, dai, chi vuole venire? Chi vuole venire? Venite, tutti insieme. Quanti dita qui, tutti insieme. Aspetta, quando dico io. Mi raccomando. La barca ce l'ha. Abbattilo, attenzione. Al mio... Aspetta. Ce n'è uno piccolo. Aspetta, uno piccolo. Faremo 3, 2, 1 tutti insieme, però, Contiamo insieme. Chi di voi non sa contare? Chi non sa contare non potrà premere il pulsante. Vieni anche tu. Abbiamo un alce. Vieni qui, ho un cervo. Che cos'è? Alce. Eccoci qua, attenzione, contiamo dal 3 all'1 e poi allo 0, e quando dico 0 accendiamo, va bene? Fermi, non premete ancora, Allora, tutti insieme, cominciamo a contare, anche voi contate insieme a me. 3, 2, 1, 0! Ma che bravi! Guarda che cosa sono stati loro, Roberto! Guardo Roberto Cevenini, Deus Ex Machina. Ma siete stati voi! E come avete fatto a Cipicchia? Bravi ragazzi! Ma adesso che sapete accendere potete andare anche sulle giostre domani. Ecco come perdere il saluto dei genitori in un attimo, d'amblè. Adesso abbiamo ancora due brani, vero comandante generale? Due brani e poi faremo un brindisi, E che c'è tanta gente in più del previsto, Cipicchia, bella.